Pronto, buongiorno, sono Anna da Venezia. Prego, signora. L'ho visto gli ospiti, lo dovrebbe rispondere Palmarini se vale la pena tanto di sbatterci per questi veneti. Ne avevo sentito la Sandra, quella di prima, a parte che lei ha dei problemi seri, non è ma quando parla lei è una persona che ha dei problemi, ma quando si sente Signora, la Lega Palmarini... si può discutere un attimo? Questo è un modo, mi dispiace la blocco subito, perché uno può dire quello che vuole legittimamente, si può contrastare quello che uno dice se uno la mette sul piano personale, il fatto di offesa la fermo subito. Va bene, mi scusi, voglio parlare con Palmarini se è possibile. Ecco, vede Palmarini, lei ha fatto un partito, vale la pena per i Veneti? Io credo di no, perché quando sento dire che Berlusconi ha fatto, che cosa ha fatto per il Veneto? Premetto che io sono sempre stata una bossiana e che a Pontida, dico Ciancimino, tiravamo le frecce contro i politici, allora c'era Bossi, Berlusconi, Fini e tutti quanti, Casini, che allora voi andavate sotto la sede di Bossi e dire dimettiti, vogliamo elezioni anticipate, se lo ricorda nel 94. Allora lui era alleato di D'Alema, Bossi è stato alleato di D'Alema, non voi. Parlo di quelli di Berlusconi, è stato alleato, era la costola di D'Alema, perché il pala Trussardi è andato da D'Alema da Bossi, no? Allora queste cose non si ricordano più. Adesso la stessa cosa sta capitando a Fini. Ma ritornando al Veneto, che cosa abbiamo avuto in Veneto? Se no i miliardi che hanno dato sul Pagliarini, questo lei Palmarini deve dire. Se lei parla di soldi, qui nel Veneto non è arrivato niente e non so il signor che cognome abbia, Cimino o Ciancimino, non lo so, che cosa Berlusconi ha fatto per il Veneto, a cominciare dalla sanità e gli ospedali che ha tolto da Venezia a Mestre, quella schifezza dell'ospedale di Mestre che poi non è a Mestre ma in mezzo a una campagna, personale non ne assumono, infermieristico, anzi tolgono 4 reparti, miliardi che ha dato il Sud, in campagna le case del terremoto sappiamo bene chi li ha dati, lei dovrebbe parlare di Veneto deve parlare che il Veneto sarà sempre una colonia italiana. Ecco, va bene, signora, grazie. Grazie, perfetto. La cosa un po' curiosa è che perché ne deve parlare solo Palmerini queste cose qua? Perché io mi ispiro alle Venezie, la signora ha perfettamente ragione, potremmo sposare quasi tutto quello che ha detto e queste sono le cose che dovrebbe dire la sinistra per vincere le elezioni regionali, ma non lo farà perché questo vuol dire tutelare gli interessi del territorio, invece la sinistra è proiettata verso Roma, cioè noi siamo in una paralisi istituzionale che è questa. La sinistra non può dire, come non lo può dire la destra, che il problema d'Italia è l'evasione fiscale del Sud. Perché l'evasione fiscale del Sud ci obbliga tutti a pagare più tasse, ci obbliga a mantenere... Posso essere inquadrato? Grazie. A mantenere... Deciderei che sia la trasmissione. Non ci sono mai... Vorrei anch'io essere inquadrato 2 minuti adesso. neanche mi inquadrate, allora... Grazie. Ecco. No, perché... Allora, il problema è, bisognerebbe proprio parlare dei problemi territoriali. Per esempio, adesso dico qualcosa di sinistra, com'è possibile che l'azienda che paga le tasse al nord, per dire, in realtà 3/4 nel Veneto, eccetera, paga per l'operaio, per il dipendente, più soldi di quanto ne paghi l'azienda tedesca, eppure al tedesco arriva il 70% di quello che l'azienda versa, mentre in Italia non gli arriva neanche il 50%. Allora questa è una tematica di sinistra, non capisco perché la sinistra non lo dica. Cioè, voglio dire, qui abbiamo un problema, vede la signora dicendomi che sono, cosa mi ha detto, qualche parolaccia, ma ha messo al centro dell'attenzione, mi ha fatto un favore perché mi fa essere il perseguitato e la sinistra continua a giocare, per ribadire il concetto di prima, la sinistra continua a cadere in questo tranello che Berlusconi gli ha teso 15 anni fa. Cioè, se continuiamo a parlare male di Berlusconi invece di parlare dei problemi, cominciamo a dire invece, per esempio, sui temi concreti, cosa è arrivato nel Veneto da quando c'è la Lega al governo con Berlusconi. Sono 10 anni di governo, non sono 2 giorni. Allora, in 10 anni abbiamo avuto una riduzione delle tasse locali? No, abbiamo avuto un aumento. Abbiamo avuto un federalismo? No. L'unica tassa che avevamo locale era l'ICI, è stata tolta. E allora, voglio dire, cioè, non c'è assolutamente nulla di federalista in quanto è stato fatto dal centrodestra e dalla Lega. Cioè, il paradosso è la che replica è su Palmerini, se no diventa un comizio davvero suo. Un secondo, la fermo. D'accordo. Palmerini, lei come valuta queste proposte che possono essere anche, come dire, coinvolgenti maggioranza e opposizione, come un modo poi alla fine per azzerare anche ogni posizione diversa, oppure un modo per affrontare sul serio certi problemi e possono trovare convergenze così su anche partiti e schieramenti che inizialmente si pongono su posizioni diverse?
A me purtroppo sembra che in Italia un po' le buone idee vadano sempre a finire male. Allora, da quello che so io, per il problema della TAV c'è stato proprio l'amministrazione di centrosinistra che non ha parlato con le popolazioni interessate, le quali hanno detto: guardate che quella montagna è piena di amianto, se voi ci fate il buco ci uccidete tutti, e in più questa TAV al secondo noi non serve a nulla perché è mastodontica rispetto alle esigenze e verrà riempita fra 20 anni, possiamo intanto sfruttare quello che c'è. Allora mi sembra poi paradossale che si dica il governo non parla con nessuno e poi la sinistra fa la stessa cosa. Un altro esempio che abbiamo avuto è questa convergenza che poi diventa negativa, ce l'abbiamo avuta qui in Veneto, perché adesso è saltato fuori che Cacciari aveva nel cassetto uno studio olandese che diceva che probabilmente il Mose non funziona, cioè coloro che hanno costruito quelle famose dighe in Olanda dicono: guardate che non c'è uno studio scientifico che dimostra che il Mose funzioni, però Cacciari lo sapeva, è stato zitto, perché c'erano i soldi. Allora, vabbè, d'accordo, ci sono i soldi per fare la TAV, anche se non funziona, se non serve, anche se magari è dannosa per la salute, la facciamo stesso. Ma per forza la sinistra perde i voti della sinistra. Cioè, Svizzera, mi sembra cominciato dicendo: noi siamo lontani dalla popolazione, per poi arrivare a dire il contrario, cioè andiamo col PDL a fare la TAV, quando la popolazione di sinistra, gli elettori di sinistra, i verdi, dicono: guardate che è un'opera dannosa. Cioè, mi sembra veramente una parodia dell'assurdo tutto questo discorso. Cioè, è chiaro che se ci sono delle opere strategiche che siano sensate, che sono utili per la popolazione, vanno fatte, ma non solo perché ci sono i soldi, ma perché sono utili. Cioè, tipo, per esempio, l'alta velocità ma nello fra stesso tempo Mestre non e perché Padova. i verdi dicono che non sono prioritari, diventano non prioritari per il paese, quando 3/4 delle posizioni anche politiche e anche diverse lo dicono. Non ho capito, scusi la domanda. Lei fa diventare, secondo me, a volte, come dire, siccome i verdi dicono che la TAV non è prioritaria e gli abitanti della Val di Susa dicono che è troppo grande per le loro esigenze, come la verità che il fatto che non sia prioritaria e che sia troppo grande per, per quell'area. Intanto questo cavalcare da parte dei Verdi, la questione TAV, io non l'ho mai capita, perché non è partita dai Verdi, è partita dalle popolazioni locali che hanno fatto un discorso giustificato dicendo: guardate che la montagna è piena di amianto e in più questo tipo di opera ha una serie di problematicità. Con queste persone si è andato a discutere? Perché non si è andato a discutere prima, soprattutto? Cioè, questa sinistra che dice noi parliamo con la gente, poi lo fa veramente? Cioè, in realtà io dico l'opera va fatta, ma va fatta nel rispetto del... cioè in Francia ci hanno messo tipo 10 anni di discussione prima di andare avanti a fare le opere, no? Qui invece, con queste leggi obiettivo che sicuramente la sinistra non si è sognata di andare a mettere in discussione più di tanto, cioè andando a fare un'opposizione seria sul territorio dicendo: no, noi non possiamo passare sopra la testa delle comunità locali, sopra la salute della gente, no? Bisogna andare a verificare, l'opera si deve fare, sì, d'accordo, ma come? Cioè ci sono tutta una serie di... Invece in Italia, siccome siamo arrivati con le pezze al culo, ormai, scusate l'espressione, però è così, no, leggevo sul giornale che si passa, che ormai le famiglie devono pagare la carta igienica e le penne nelle scuole, quindi siamo veramente arrivati alle pezze al culo, e quindi bisogna fare per forza l'opera solo perché ci sono i soldi. Tipo, se guardiamo per esempio il metro di Padova, che adesso ripetono anche a Mestre, no? È un'opera vergognosa da un punto di vista ingegneristico, che ha dei problemi e dei costi paurosi, che se ci pensavamo 10 anni fa conveniva di sicuro fare degli autobus a idrogeno che non inquinavano e non devastavamo la città, perché andare a costruire una via ferrata... Anche questa, come dire, è un'opinione legittima, non è detto che sia la verità. Però per esempio per i padovani o per chi amministra Padova la scelta è stata un'altra, perché dal loro punto di vista ha risolto un problema, non è stato vergognoso, non ha avuto tutto questo aspetto così negativo dal punto di vista facciamo ingegneristico. Due conti per vedere. È giusto quello che lei dice, però insomma, non è detto che sia la verità assoluta. Cacciari, questo studio sul Mose fatto dagli olandesi. Anche su questo aspetto, come dire, può darsi che ci sia anche questo, ma che sia assolutamente la verità, insomma, penso, visto che ci sono state altre scelte, possono esserci anche altre posizioni. Palmarini, il suo punto di vista su questo tema qual è? Io sono assolutamente a favore della partecipazione delle donne in politica, tant'è che nel
nostro movimento abbiamo delle giovani Ma donne. al punto che possa essere una legge a imporlo? Però no, perché se la legge comincia a imporre, allora dovremmo fare tutta una serie di discorsi anche in altri ambiti. Per esempio, nelle scuole si dice si dà più spazio alle donne perché comunque l'insegnamento è un'attività, allora anche lì dobbiamo mettere una quota di partecipazione per i maschi, perché ci sono dei maschi che vorrebbero fare l'insegnante e si trovano esclusi perché ci sono molte donne che partecipano, cioè dovremmo fare un ragionamento che diventa uno squilibrio continuo. Con questo atteggiamento delle quote la sinistra ha portato dei paradossi in Italia, soprattutto la sinistra, una certa magistratura, non necessariamente solo di sinistra, che è questa, che molti che sono separati di fatto si trovano con spiazzati e impoveriti per mantenere magari una ex moglie che neanche ha voglia di lavorare e non ha mai lavorato e non ha nessuna intenzione di trovarsi un lavoro. C'è qualche rara sentenza che dica questo. Cioè siamo a volte, imponendo la partecipazione, si può fare più danno che beneficio. Certamente la partecipazione delle donne in Italia è poca ed è il portato di una cultura un po' maschilista che vige nella politica. Per quanto mi riguarda, quindi bisogna combattere attraverso appunto un miglioramento culturale, non tanto con una legge. Assolutamente sì, perché poi comunque io sarei più favorevole a un'introduzione di una Devo fare un quota passaggio. tecnica. Però adesso c'è un'altra telefonata.